La bella e convincente vittoria ottenuta con l'ormai ex capolista Salemi ha ridato entusiasmo all'ambiente biancazzurro. Questa volta i 500 presenti all'Esneto hanno potuto gustare finalmente una gara di buon livello, conseguenza di una prestazione eccellente, ricca di suspense con contorno di gol d'ottima fattura. La doppietta del bomber Giuseppe Sant'Angelo ha incantato tutti e, specie la seconda marcatura, ha meritato gli applausi prolungati dalla tribune. 12 reti stagionali, Sant'Angelo è tra gli attaccanti più prolifici del campionato di promozione e il ritorno al gol, l'ultimo l'aveva segnato contro il Casteltermini, coincide con la perfetta forma raggiunta dopo un breve infortunio. Intanto la squadra che ha ripreso la preparazione domenica prossima sarà di scena a Partinico per affrontare il locale Don Bosco dell'ex Mimmo Bellomo. Si tratta di una squadra giovane che vuol fare bella figura al cospetto dell'Olimpica Acregas. Tra le file palermitana non ci sarà comunque l'ex biancazzurro Daniele Di Maria, transitato in dicembre con il Monreale. Infine la Seappe Aragona prepara l'insidiosa trasferta di Pizzo Calabro contro la Mediolanum Energia per la 15ª giornata, la seconda di ritorno del campionato di Serie B Girone I. La gara è in programma sabato 9 febbraio alle ore 18 al Pala Arcobaleno di Pizzo Calabro. Gli arbitri dell'incontro saranno Francesco Chirumbolo e Mattia Cupello. Coach Paolo Collavini ha tutte le giocatrici a disposizione contro le calabresi, conta di schierare il sestetto tipo. La squadra continua ad allenarsi al Palasport Pippo Nicosia di Agrigento e partirà alla Volta della Calabria venerdì pomeriggio per il ritiro prepartita a Pizzo Calabro. L'obiettivo è quello di tenere altissima la concentrazione alla vigilia di uno scontro molto importante per la stagione delle biancazzurre, che dopo la partita di Pizzo Calabro sfideranno al Pala Nicosia di Agrigento la capolista Santa Teresa di Riva sabato 16 febbraio alle ore 18.